coraggio, grinta, determinazione e tanta voglia di correre. Si sono rimessi in pista dopo un'esperienza dolorosa, quando pensi che il mondo ti sia crollato addosso. Oggi, dopo un percorso di cura e di riabilitazione, sono pronte a correre di nuovo la loro vita. Sono le donne, oltre 25, di Run Your Life Again. Da ogni cosa, anche la più negativa, può nascere qualcosa di buono. E anche da questa, appunto, da una malattia, da un tumore al seno, abbiamo voluto creare un qualcosa che trasmettesse comunque la sensazione che, certo, si può incappare in questo grosso ostacolo, però si può, grazie alla ricerca e alle cure che adesso abbiamo a disposizione, si può assolutamente affrontare e per fortuna sempre con percentuali più elevate anche superare. Noi vogliamo rappresentare che dopo si può ritornare a vivere, appunto. Run Your Life Again vuol dire corri di nuovo la tua vita. Si allenano con costanza nello stadio padovano di Abano Terme e quest'anno parteciperanno come squadra veneta alla Maratona di Londra, seguite come sempre da vicino dall'equipe medica dello IOV di Padova. La vostra iniziativa, il vostro progetto parte dallo sport, dalla corsa, dalla maratona e quindi ecco vi state preparando alla Maratona di Londra. Esatto, il nostro progetto ha questo come anima, il concetto dell'attività sportiva, della sfida sportiva come uno strumento di riscatto, uno strumento per riprendere in mano la propria vita e anche riprendere confidenza con il proprio corpo, che ci ha tirato un tiro mancino non da poco. E quindi anche attraverso lo sport si può ritornare a sentirsi nuovamente padrone del proprio corpo, sentire che il proprio corpo risponde, ti fa fare qualcosa che ti fa star bene nuovamente. Ecco perché è poi dimostrato che l'attività sportiva aiuta a contrastare gli effetti collaterali delle terapie che molte di noi devono continuare a fare anche dopo la fase più cruciale, diciamo più critica della terapia, e aiuta molto dal punto di vista psicologico. In questo modo noi, organizzando questa squadra di donne che hanno passato questa esperienza e dicendo loro puntiamo fra un anno a correre insieme una maratona in nome della vita e in nome del riscatto, insomma, di fronte al nostro problema vissuto e superato, e ci siamo tutte costrette a guardare e a proiettarci a tra un anno, nel senso tra un anno ci saremo e tra un anno saremo su quella pista, sulle strade di Londra. Ormai l'anno è passato quasi, l'allenamento è stato fatto per la gran parte e adesso Londra si avvicina. Il credito cooperativo non poteva mancare con Banca Patavina, che ha accolto a braccia aperte un progetto di sostegno all'associazione nel territorio. Ormai è assolato da tutti quanto lo sport sia un veicolo di riscatto, di volontà, di trovare una nuova via, una nuova dimensione per chi magari in un certo momento ha subito dei traumi importanti che modificano e condizionano la propria vita. Ecco, per cui essere a fianco, valorizzare queste opportunità, ma anche e soprattutto vedere persone entusiasmate da queste opportunità, che si buttano veramente con grande volontà, c'è da rimanere esterrefatti. Banca Patavina, per dare sostegno a questa iniziativa di Run for Life Again, vuole proprio coinvolgere i suoi clienti e i suoi soci e quindi dare la possibilità a loro di sottoscrivere un prodotto di investimento di quelli tra i più semplici, un certificato di deposito o un conto di deposito, in cui i nostri clienti rinuncino a una piccola parte del loro interesse, quindi della loro remunerazione. Questa parte viene accantonata su un fondo e Banca Patavina la raddoppia e quindi il contributo viene fatto in maniera congiunta sia dalla banca che dal nostro cliente. Questo ci sembra un bel modo di sostenere assieme questa importantissima iniziativa. Quindi un messaggio positivo. È un messaggio molto positivo, ma è un messaggio molto positivo che danno. Noi diamo sostegno, sono queste persone che danno un messaggio positivo, che danno un messaggio di vita, che danno un messaggio di speranza, danno un messaggio di guardare il futuro, sono proprio espressione di che cosa? Che la volontà, la passione possono fare delle cose incredibili.